Benvenuti a Genoni, un paesino a 70 km da Cagliari e 35 da Oristano, con 716 residenti, dove ha preso vita nel 2009 un'ambiziosa realtà culturale salutata nei giorni scorsi dal convegno Dallo scavo al Museo Park del Cavallino della Giara, un percorso per salvaguardare un inestimabile patrimonio naturale e archeologico e radicate tradizioni del territorio. Per saperne di più, gli inviati di Panorama Sardo, Nanni Di Cesare e Mirko Cocco, sono andati nel piccolo centro del Sarcidano per conoscere i protagonisti di una bella storia che la guida turistica internazionale TripAdvisor ha recensito nel primo 10% delle cose da fare migliori del mondo. Siamo arrivati al culmine, alla fine di un programma che è stato finanziato con dei fondi particolari e che si è sviluppato in parecchie tappe. Oggi la tappa finale. Riscontro, ecco, diciamo così. Un percorso che è iniziato nel 2023, il progetto di rigenerazione dei borghi storici, un bando gestito direttamente dal comune di Genoni per i piccoli borghi appunto sotto i 5.000 abitanti. La nostra cooperativa ha partecipato con 6 azioni all'interno del progetto, dedicate principalmente ai beni culturali del comune di Genoni, dal Museo del Cavallino della Giara, l'ex convento dei frati osservanti minori, la cava di Duiduru, il CEAS e l'altopiano della Giara, e oggi si è chiusa la scheda, il percorso del Museo Park, con questo importantissimo convegno dallo scavo al museo, che ha coinvolto importanti specialisti di accessibilità museale, grandi professori dell'Università di Cagliari, l'importantissimo professor Dal Sasso, paleontologo noto in tutta Italia, e tanti ricercatori specializzati in paleontologia. Tutti si sono concentrati sui metodi per allestire al meglio i musei paleontologici, hanno creato veramente un percorso di studio e di riflessione assolutamente importante. Quindi hanno chiuso e coronato questo progetto che è durato 3 anni veramente nel miglior modo possibile. Concludo ringraziando l'amministrazione comunale di Genoni, tutti i partner che hanno partecipato a questo complessissimo progetto, i colleghi che hanno portato avanti tutte le azioni insieme a me in questi anni, tutti quelli che hanno dato una mano e hanno lavorato in questo importantissimo progetto che sicuramente ha cambiato il modo di vedere la gestione museale per la nostra piccola cooperativa, che in pochi anni è riuscita veramente a gestire anche questo progetto estremamente complesso. Una cosa mi ha sorpreso, al di là diciamo così, del discorso tecnico e di quello che sono state le fasi evolutive, il piacere e la gioia di questi personaggi importanti che sembrano innamorati della Sardegna e stanno parlando bene di quanto potrebbe ancora venire fuori da questa cosa della Sardegna, e soprattutto anche perché nel suo piccolo Genoni ha sempre, tramite anche chiaramente il vostro impegno, ma ha portato bambini delle scuole, ha portato sembra quasi di essere in un posto di vacanza. Sì. Credo che l'entusiasmo dei professori, dei ricercatori, degli specialisti di oggi rispecchi perfettamente l'entusiasmo che viene manifestato e viene manifestato anche nei bambini che tutti i giorni partecipano alle attività didattiche del museo. Noi gestiamo oltre 3.000 laboratori didattici legati all'archeologia, alla paleontologia, al riciclo in tempi ristrettissimi, da Pasqua fino ad arrivare alla chiusura dell'anno, e poi tutta l'estate si parte con un percorso di studio pensato e studiato per i bambini, che sono i campi estivi del piccolo paleontologo e del piccolo archeologo, che ormai coinvolgono bambini che arrivano un po' da dovunque, e tutta l'estate, dal giorno di chiusura della scuola fino alla riapertura, noi abbiamo tutte le settimane un campo estivo residenziale dai 3 ai 6 giorni, dove i bambini sperimentano queste professioni spettacolari che sono l'archeologia e la paleontologia. E si divertono. Non è stato che dare l'appuntamento alle prossime, ok? Perché mi sembra che dopo questo inizio bello, lungo e brillante,
Non è che la strada finisce qui. No, assolutamente no, anzi, questo progetto, il Bando Borghi, ha stimolato nuovi progetti, nuove idee, sicuramente una prospettiva di gestione un po' più aperta alla comunità europea e all'internazionalizzazione. Sono qua per presentare una comunicazione su microfossili foraminiferi, che sono organismi unicellulari il cui guscio, che tecnicamente si chiama il plasmostraco, è uno dei costituenti fondamentali delle rocce sedimentarie, quelle che si formano nel fondo marino. Ho avuto l'opportunità di studiare queste zone in occasione della mia laurea in geologia negli anni 1980 e 81. Sebbene poi nella vita mi sono occupato di tutt'altro, di informatica, da quando sono ritornato in pensione con la disponibilità del tempo che prima mi mancava, sono ritornato al vecchio amore e fra le altre cose che ho fatto qua nelle zone dei miei antichi studi è una bella amicizia con le personale del Parc di Genoni, che è un'eccellenza a livello nazionale, e anche riprendere qualche ricerca sotto la Giara. E dalle parti di Assolo ho trovato dei terreni che contengono dei microfossili davvero interessanti che illustrerò oggi all'uditorio di questo bellissimo convegno. Quindi mi parlava di fossili che nascevano sotto il mare, quindi parliamo di un mare che esiste. Assolutamente, il mare che costituisce praticamente tutti i terreni del terziario sardo, per esempio quelli sotto la Giara di Gesturi, finanche qua sotto il nostro Santo Antine di Genoni, sono formazioni marine di acqua più o meno profonda. I microfossili che ho trovato io testimoniano appunto un approfondimento del livello del mare rispetto a quello più costiero che è rappresentato in altri punti dei terreni sotto la Giara. Deborah Pilastro, oggi sei relatrice, sotto che veste? Sono la responsabile della cooperativa Luna Blu, una cooperativa che si occupa di programmi educativi specializzati per bambini e adulti con spettro autistico. E quindi sono qua a spiegare un po' come sarebbe possibile creare un museo accessibile anche a persone con queste problematiche. Si tratta di poter riorganizzare un museo rendendolo accessibile utilizzando delle immagini per spiegare appunto alla persona con questa disabilità che cosa si dovrà aspettare all'interno del museo e quindi evitare gli stati d'ansia dovuti a delle particolari situazioni che potrebbero crearsi durante la visita. Ce ne sono molti. Sì. Noi lavoriamo in provincia di Oristano e Cagliari e le diagnosi sono aumentate sempre di più in quest'ultimo periodo e quindi è necessario anche organizzare e utilizzare dei programmi specifici per inserirli in quelli che possono essere dei programmi sociali. Secondo il tuo punto di vista l'intelligenza artificiale oggi potrebbe dare dei benefici o no? Sì, noi lo utilizziamo perché ci aiuta a creare, ad adattare molto meglio i programmi e per i ragazzi e soprattutto per i bambini li aiuta a capire maggiormente e più velocemente quelle che sono delle dinamiche che per loro sono difficili da capire. Quindi andiamo avanti col progresso. Assolutamente sì. Signor Sindaco Gianluca Serra, Sindaco di Genoni, un piccolo paese ma grande movimento, grande voglia di fare. Assolutamente, cerchiamo di sopravvivere come tutti i piccoli comuni. Diciamo che adesso siamo un po' nella fase finale di questo grosso progetto finanziato dal Ministero della Cultura e anche il convegno di oggi rientra in queste attività e quindi c'è stata un po' di rivitalizzazione un po' del paese dal punto di vista culturale. Sì, ma ce n'è praticamente ogni sempre. Sì, assolutamente, anche complicato da gestire, diciamo. Certo. Però funziona e speriamo che sia solo l'inizio, innescare un po' di attività e mantenere uno standard, perché poi chiaramente quando cominci a fare delle cose bisogna portarle avanti e di conseguenza stiamo lavorando su tutti i fronti, anche per quanto riguarda anche il turismo, insomma cercare di cose da vedere, comunque ce ne sono come in tutti i paesi, di conseguenza stiamo cercando di attivare anche una certa economia nell'ambito turistico in modo da fare comunque un po' di sviluppo e di conoscenza di questo territorio. Mi sembra che il museo comunque stia attirando abbastanza bene, ci sono un sacco di visite da parte delle scuole, insomma c'è voglia di venirlo a vedere.
Sì, perché è un museo particolare, non è un museo tradizionale, di conseguenza è molto integrato rispetto a tante altre offerte che dà il territorio, di Genoni soprattutto, e quindi abbiamo l'aspetto più antropologico col Museo del Caprino della Giara, l'aspetto più scientifico con i laboratori didattici, c'è il centro di educazione ambientale, abbiamo l'altopiano della Giara, quindi c'è un'offerta, materiale ce n'è. Tra l'altro anche aspetti meno noti però che stiamo cercando di valorizzare, perché Genoni rientra ad esempio nel percorso del Cammino Francescano, e quindi insomma tutta una serie di offerte turistico, non andremo in overtourism, però almeno cercare di riuscire a fare qualcosa di buono. Una domanda, una mia curiosità però, dal punto di vista della ricettività, cioè c'è qualche cosa, qualche possibilità di dormire o di mangiare, o c'è qualcosa nelle vicinanze? Ci sono già da tempo alcune attività, sì, un agriturismo e dei B&B. Stiamo cercando di portare avanti adesso anche orientandoci verso la Giara, e poi come dicevo prima per il Cammino Francescano, quindi se tutto quello che abbiamo in mente va in porto, per il prossimo anno quei 100 posti letto dovremo averli. Sì, sono un geologo, paleontologo, e mi occupo da quasi una decina d'anni di seguire tutte le attività del museo. Diciamo che c'è tanto qui da un punto di vista scientifico, culturale, storico, un po' di tutto. Sì, perché davvero Genoni offre una panoramica ambientale, paesaggistica, poi abbiamo l'altopiano della Giara, no? Con i famosi cavallini, però guardando anche sotto la Giara, insomma, negli strati rocciosi, davvero abbiamo un patrimonio unico, perché abbiamo un sito che è la Cava Duiduro, che è un geosito paleontologico davvero impressionante, dove vengono università anche, insomma, dal mondo. Anche bambini dalle scuole, mi pare. Soprattutto anche bambini, perché a noi piace molto cercare di divulgare anche la passione sui fossili, la paleontologia, la storia poi anche della Sardegna, che è un po' a volte trascurata. Genoni diciamo che è un po' fuori mano, quindi però mi sembra che con le iniziative che state portando avanti, quella di oggi è una di queste, ma anche proprio rivolta alle scolaresche e ai giovani. Diciamo sì che il 90% dei nostri visitatori sono bambini, scolaresche, anche con famiglie, quindi le nostre attività sono rivolte soprattutto a loro, però davvero nel corso di tutto l'anno cerchiamo quasi mensilmente di fare attività per portare la gente a conoscere il territorio e il paese. Mi sono ricordato di una precedente esperienza dove c'erano i ragazzini che facevano un po' gli archeologi, che scavavano. Allora sì, noi offriamo appunto i campi di paleontologia e di archeologia, proprio i campi estivi. Quando finisce la scuola noi attacchiamo con questi campi, quindi facciamo soggiornare i bambini qui a Genoni per parecchi giorni, quindi fanno l'esperienza del paleontologo o dell'archeologo, o tutti e due, insomma. Possiamo dire che sei fortunato, fai quello che ti piace. Sicuramente sì. Sono nato con la passione dei fossili e è diventato per adesso il mio lavoro principale. Mi occupo di musei, sono responsabile scientifico del Museo dei Pariamenti Sulcitani, ma anche dei musei del nostro Ateneo. Ecco, oggi che cosa discutiamo? Di allestimenti, visto che si inaugura un nuovo allestimento qui a Genoni, anche delle strategie espositive, ma anche dei casi studio in altre realtà italiane. Le attività proprio di questi musei diffusi sul territorio sono proprio un punto di riferimento per le discipline di cui trattano, per gli appassionati, ma anche per gli universitari, sono dei punti di appoggio importanti. È un paese vivo. Sì, ma questa è la sorpresa di questi piccoli paesi, che questa vivacità che poi si trasmette a tutta la popolazione, e poi riescono anche a proporre a dei visitatori delle realtà che sono un po' peculiari, proprio caratteristiche di ciascun territorio. Le università sono molto vicine, mi sembra di capire, a questo tipo di attività. Certo, anzi è una delle politiche del nostro Ateneo, io sono di Cagliari, ma anche di Sassari e di tutte le università italiane. Oltre alla ricerca e alla didattica c'è proprio la terza missione, che è un ruolo importante delle università nel territorio, proprio questa interazione con il territorio. Il Parco Giovinello è stato il primo, quello in Sardegna è stato il primo riconosciuto dall'UNESCO. Anzi, è veramente è stato dei primi proprio in Sardegna, in Italia, scusatemi. Quindi, diciamo, comprende tutta una serie di controllo di beni, fra virgolette, fra cui quello geopaleontologico, dove appunto oggi si sta tenendo questa conferenza che è molto importante, quindi per me è di fondamentale importanza venire a queste manifestazioni.
Gli altri paesi che gravitano sono anche qui vicino, comunque Genoni e altri paesi qui vicino, perché mi sembra che sia una miniera di tutto qui. Beh, sì, ci sono tutta una serie di comuni, alcuni comuni barbaricini, tipo Seui, Seulo e Sadari, ci sono molti comuni della Marmilla, tra cui Masullas, Villaverde e così via. Questa è diciamo, nella zona centrale, diciamo, della Sardegna. Ci sono diversi comuni, soprattutto quelli che gravitano a ridosso del Monte Arci, che sono quasi tutti compresi nel Parco Geominerari. Diciamo che non ha il tempo di annoiarsi, ma comunque di spendere il suo tempo in maniera molto proficua, anche per lo sviluppo e per queste realtà che navigano intorno. Beh, certamente. Poi, ripeto, conoscere le realtà è di fondamentale importanza per portare avanti tutto un programma da sviluppare a livello internazionale. Questo considerate che conoscere la Sardegna, ma soprattutto le zone interne che non conosce nessuno, è un valore aggiunto per il turismo sardo, per il turismo dell'isola e quindi automaticamente anche per l'economia dell'isola. Io sono paleontologo dal 1991 al Museo di Storia Naturale di Milano. E cosa l'ho portato qui oggi? La passione per il mio lavoro e la condivisione di questa passione con i colleghi sardi che mi hanno invitato a questo convegno interessante. Una piccola realtà ma molto attiva, mi sembra di capire qui. Sì, io amo già la Sardegna come turista, ma la amo anche come geologo e naturalista. Ed è una parte d'Italia veramente unica, con un grandissimo patrimonio non solo storico ma anche paleontologico. Io in questa occasione parlerò della mia esperienza nello studio dei dinosauri italiani e di altri fossili, in particolare della loro musealizzazione, cioè la valorizzazione al pubblico di scoperte che non devono restare solo degli addetti ai lavori, ma vanno condivise, vanno raccontate, altrimenti il nostro lavoro serve poco. Nella presentazione mi hanno così amichevolmente mi hanno detto il papà dei dinosauri. Beh, io ho studiato 3 dei 5 dinosauri trovati in Italia, gli ho dato un nome scientifico e quindi è stato un onore, anche un onere, nel senso che io cerco sempre di fare le cose nel modo più approfondito possibile. In Sardegna dinosauri più piccolini, vista le stature. Ma finora non se ne sono trovati. Però la Sardegna ha un potenziale, soprattutto nel Giurassico continentale, perché ci sono delle rocce che si sono formate quando era emersa e i dinosauri erano animali terrestri, quindi è possibile che in futuro forse si trovi qualcosa. Io me lo auguro. Quindi magari ci diamo un appuntamento al prossimo dinosauro in Sardegna. Sarebbe bellissimo.